Un tir sarà caricato domattina su una chiatta e trasportato dal Tronchetto fino al bacino di San Marco, di fronte a Palazzo Ducale, per simboleggiare la protesta dei camionisti contro l'immobilismo del governo di fronte alla crisi del settore. Abbiamo la possibilità di visualizzare Venezia in tutto il mondo, in tutta l'Italia e cercare di far sì che questa protesta possa servire ad aiutare il nostro mondo, sia del trasporto che il mondo delle imprese italiane e del lavoro italiano. I camionisti non chiedono soldi ma iniziative per garantire trasparenza nel mercato e proteggere le aziende in regola dalla concorrenza sleale proveniente dall'estero. Abbiamo avuto una moria di imprese perché si è portato tutto a un livello di lobbistico molto alto, molte aziende sono andate all'estero o molte aziende dell'estero sono venute a lavorare in Italia. Lavorano in Italia in modo regolare e anche abusivo, ma sui controlli su queste cose abbiamo circa un 5% di controlli e il resto non funziona. Siamo schiacciati da quintali di burocrazia e carte bollate, denunciano gli autotrasportatori, mentre sulle strade italiane sfrecciano migliaia di abusivi sottopagati che non devono rendere conto a nessuno. Ci vogliono regole certe e poche regole, perché noi al tempo abbiamo domandato le regole, le abbiamo accordate, ma alla fine vengono a controllare le ditte sane, quelle che pagano le tasse, gli abusivi, gli esteri, tutto il resto continuano a lavorare e noi facciamo fatica a restare nel mercato.